Con il raccordo operativo del maggio 2011 fra i progetti Veneto Escape ed FDCOS, la Regione del Veneto ha voluto ufficializzare il parallelismo fra questi due progetti regionali. Parallelismo che si esplica nella volontà di creare e gestire un ufficio DRA, una Registration Authority, in ogni singola realtà aziendale veneta. Lo scopo di Veneto Escape e il punto di contatto con il progetto FDCOS è proprio quello di dare delle linee guida per riuscire a creare e a gestire questa Registration Authority. Le linee guida devono servire agli uffici, alle direzioni strategiche per la parte organizzativa, ai sistemi informativi per l'infrastruttura tecnologica e agli uffici del personale per la parte più operativa, posto nel quale bisogna creare e riuscire a gestire questo ufficio. Le linee guida devono aiutare anche a creare e a gestire proprio i flussi che servono per gestire l'intero ciclo di vita dei certificati di firma digitale e di Strong Authentication per gli operatori sanitari. Questi strumenti sono sempre più di forte impatto e di largo utilizzo nei processi di dematerializzazione che stanno prendendo piede con i progetti in gestione ad Arsenal della Regione del Veneto nelle nostre aziende sanitarie.